vista c'è l'auspicio da parte dei colleghi della maggioranza che si faccia un approfondimento su questa posta e si riconosca la valore. Dopo 4 giorni il Consiglio regionale ha approvato una legge di stabilità che mette in sicurezza una serie di settori importanti per la regione. Qual è stato il contributo del gruppo del PD e su cosa si è concentrato? Con questa legge di stabilità, che è divisa in diversi provvedimenti, interveniamo in diversi settori con maggiori risorse e mettendo a disposizione del sistema sia economico sia istituzionale queste risorse molti mesi prima di quanto non lo si facesse in passato. Interveniamo dunque nel sistema dei comuni, i comuni avranno la possibilità di partire con le opere, con i servizi, di fare i bilanci in anticipo rispetto al passato perché avranno maggiori risorse stabilizzate per 3 anni. Interveniamo dunque nella riforma delle UTI, interveniamo negli enti locali, interveniamo fortemente nelle nostre riforme, soprattutto nella sanità, sia sulla parte della spesa corrente, dei servizi, del welfare, sia nella parte investimenti ferma da anni e cui oggi diamo nuova linfa con 20 milioni aggiuntivi di investimenti nelle strutture. Sul piano del welfare certo ci preoccupa la crisi che continua e quindi interventi sul campo del lavoro, delle politiche attive del lavoro, del sostegno ai contratti di solidarietà, strumenti innovativi come il sostegno al reddito, uno strumento che abbiamo fortemente voluto, che oggi può contare complessivamente su oltre 30 milioni e che darà risposte a cittadini al di sotto di un certo reddito ma che si dichiarano anche disposti a iniziare e a concorrere a cercare nuovo lavoro, a promuoversi socialmente.